Allora, ultima di campionato, ultima di play-out, tutto in preparazione di questa Under 23 che vi vedrà coinvolti tutti e due. Un gol, devo fare i complimenti a Cacciaguerra, che è un gol veramente molto bello, indirizzato bene. Sappi che Giulio ti ha fatto complimenti per tutta la gara. Parate importanti anche da parte di Raffaello Ciupi, insomma arriviamo alla fine di un percorso importante, Raffaello, e sappiamo che il prossimo anno non sarai con noi, possiamo anche non piangere volendo, non vogliamo sapere dove vai, ma insomma le tue sensazioni, perché ora è qualche anno che sei qua. Sì, buonasera a tutti. No, è un percorso che fa parte della crescita, mi è servito tanto forte, io sono qui da quando avevo 17 anni, quindi è da un'età di transizione, quindi è stata una parte importantissima della mia vita. Ho imparato cosa vuol dire essere un giocatore e cosa vuole essere un uomo. Grazie alla squadra ho visto vincere, ho imparato a vincere, ho visto cosa vuol dire lottare fino in fondo, come quest'anno, lottare ogni partita contava, quindi credo di aver fatto un percorso che mi porta a essere un giocatore pronto a lasciare il nido, diciamo. Quindi io ringrazio tutta la città, tutta la società, tutti i miei compagni presenti e passati e niente, quindi è un arrivederci, ma sono convinto che ci rivedremo perché è il mio obiettivo finale. Bene, Cacciaguerra, 19 anni, ancora i 20 non sono arrivati, perciò ti vediamo già nei prossimi giorni a giocare, perciò insomma stasera un gol importante, un play-out importante quando è stato dato spazio, perciò una stagione che ci aspetta, al di là di quella che è passata di sofferenza, una stagione importante immagino. Sì, sicuramente sarà una stagione molto importante e penso di aver fatto bene nei play-out quando il mister mi ha dato spazio rispetto a durante l'anno, che non sono stato molto continuo nei minuti che mi sono stati dati, però sono contento di aver finito questi playoff con queste ultime due partite dove ho giocato molto e dove mi sono trovato bene insieme alla squadra, anche non avendo giocato tutto l'anno. Mi sono trovato con i miei compagni, anche perché ora faremo le finali Under 23 e che siamo metà squadra della 1. Delle finali poi ne parleremo, però insomma tanto per ora le finali Under 23 vuol dire Monza vuol dire Valdagno, insomma sì, Valdagno il Trissino addirittura so per certo che se chiude prima della finale di gara 5 avrà un Gioele, insomma il Monza avrà tutti. Quali saranno le sensazioni? Ecco. Ma io credo che possiamo lottare con tutti e l'abbiamo dimostrato anche oggi, che alla fine abbiamo lottato con tutte le nostre forze, quindi io non ho paura di nessuno, anzi è bello avere degli avversari di livello, è stimolante, quindi non vedo l'ora che arrivi quel giorno lì. Caccia. Sì, sarà una bellissima esperienza, per me sono le prime finali Under 23 dove diciamo affronti giocatori giovani ma che hanno comunque molta esperienza in Serie A1 e quindi sarà un bel momento per tutti noi per provare a farci vedere anche con l'Under 23. Bene ragazzi, io vi ringrazio e per la stagione e per la disponibilità, a presto. Ciao a tutti.